Ogni volta che Orio tornava a casa dal lavoro, dalla pesca, trovava sempre la casa in ordine, i figli puliti e il tavolo sempre imbandito, sempre pronto per cena. Non si domandò il perché, lui semplicemente pensava fosse la vicina che durante il giorno andava ad aiutarlo nelle faccende domestiche. Un sabato però, rientrato prima, per causa di un temporale, trovò una serpe a casa e, intimorito, impaurito per i bambini, decise di prendere un pugnale e uccidere la serpe. Nei giorni a seguire la casa si trovava sempre in disordine. Cominciò a ripensare all'accaduto, a pensare che era sabato, unì i puntini ed arrivò a pensare che probabilmente era lo spirito di Melusina che si era incarnato in questa serpe e che in qualche modo magicamente aiutava nelle faccende domestiche. Preso dallo sconforto dell'aver capito che aveva ucciso la sua amata, o almeno la reincarnazione della sua amata, decise di raffigurare il suo amore in eterno con una pietra, con un mattone rosso, posizionato proprio sotto la loro abitazione. Questo è il cuore di Orio e Melusina. Da questa leggenda c'è ancora un'usanza qui a Venezia, che è quella di toccare con il proprio amato o la propria amata il cuore, e si dice che toccarlo leghi l'unione dei due amati in eterno. Se lo si fa da soli, in ogni caso, si dice che un desiderio d'amore entro l'anno verrà esaudito. Questo fa intendere che, sebbene nel tempo forse non tutti sanno esattamente com'è la leggenda, però sanno che questo cuore significa amore eterno. Andremo in indagine, andremo in cerca di capire se lo spirito di Melusina è ancora legato a questo posto o quello di Orio, ma la cosa che mi preme di più di questa leggenda, se ha queste radici, è sapere il perché Melusina avesse questa maledizione. Eccoci di nuovo davanti al cuore di Melusina ed Orio. Come ben sapete, come primo strumento proverò subito il K2 per vedere se ci sono delle energie vicino a questa pietra. Ora, qui in questo punto è fisso sull'arancione. Ok. Proviamo a vedere anche se... Diciamo che sotto al portico in generale, io non vorrei illudere le speranze, ma abbiamo anche dell'elettricità. E però paradossalmente, no, sì, si illumina. Ok, allora, visto che siamo col punto di domanda, anche se il K2 dimostrava l'arancione, direi di provare con il REM, con il generatore di parole. Vedere cosa viene fuori, se c'è qualcosa di inerente. Lo lascerò comunque acceso perché non si sa mai, magari in prossimità di una domanda potrebbe anche illuminarsi fino al rosso. Comunque, parto con il REM. Interessante la prima parola.
Sai, tu mi Lusina, uscire, questo si era anche illuminato molto. O sei tu Orio? Noi siamo qui esclusivamente per sapere la tua storia. Valle. Non so se possa essere anche interpretato come un cognome. Caffè. Dà l'idea di uno scenario di casa. Dicevo, noi siamo qui solo per sapere se la vostra storia ha delle radici qui in questo luogo, se, come si dice appunto, questo cuore è legato a voi, alla vostra storia. Discorso. Sì, sto facendo un discorso. Anche qua si sta illuminando, impazzendo. Allora, questa è simpatica come parola, amici. Se è riferito a noi, sono ben felice che ci puoi già reputare come amici. Vuoi raccontarci, vuoi liberarti di questa tua maledizione alla fine che aveva, questa maledizione nel doversi trasformare ogni sabato nella sua vita da sirena? Del perché, come mai? Passaggio. Potrebbe essere inteso questo come passaggio. Entusiasmo. Forse anche felice di potersi raccontare. Tu hai conosciuto Orio nelle acque di Malamocco, al Lido, ma eri una sirena sola o avevi un gruppo, avevi una famiglia? Piacerebbe sapere molto anche della tua vita prima di Orio, se è possibile. Avere questi indizi, queste 19. Avere un po' della tua storia, perché appunto si conosce bene quella di questo sottoportico, del vostro amore, ma non si è mai raccontato, non si sa nulla di quello che è successo prima e del perché. Suscita la parola lama. Ed è interessante perché la lama era quella del coltello, o comunque dell'arma che aveva usato Orio. Io non se è questo orologio. Sì, forse è il tempo che è passato, che ti è rimasto nella mente. O il tempo che si è fermato in quel momento, ovviamente. Però non vorrei parlare di queste cose spiacevoli. Certo, sicuramente ti ha portato un dolore immenso, ma spero anche che, avendoti lasciato questo cuore, questa pietra, questa storia impressa sul muro, il tuo amato Orio ti abbia colmato un po' l'animo. Pesante. Beh, indubbiamente deve essere stato pesante.
e magari ancora adesso lo è. Avevi una famiglia, oltre a quella che ti sei fatta qui, prima di Orio. Sì. E non caro. E non ti ha pesato questa cosa di dover abbandonare le tue acque in maniera così definitiva? Sto a scatti, si illumina ogni tanto. Lui. Beh, sicuramente sì, per lui hai deciso di lasciare tutto. Ne sono felice per te. Almeno hai avuto, almeno stando alla leggenda, hai avuto dei momenti di felicità. Lui tornare. In, quando in che momento ti riferisci? Adesso? Qui è fisso comunque sull'arancione. Ti riferisci ad adesso? Ti riferisci a quel famoso sabato? Ti riferisci... Dimmi a cosa ti stai riferendo, Melusina. Ad esempio i tuoi figli, se il tuo spirito è ancora qui, saranno cresciuti, a loro volta avranno avuto altri figli e così via. Efficace. Probabilmente si intende. Questa conversazione forse anche per lei è efficace. Mm, ci credo. Sì, questa conversazione, guarda, 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 vedo fino al rosso. Per lei è efficace. Quindi sei felice, Melusina, di poter finalmente parlare con qualcuno? Non credo che molti altri si siano fermati qui e comunque il sì resta ancora ben fisso. Oh, pesci! Sì, pescava Orio. E anche tu alla fine eri una specie di pesce. Mi rende felicissima sapere che è felice di poter comunicare. Est, forse da dove arrivava, dove veniva. C'è qualcosa che vuoi lasciar detto, Melusina, in più, che non è stato detto, che ti possa far ricordare ancora di più nella leggenda, ovviamente anche nei racconti che ci sono di te? Suscita la parola umido, ma in realtà anche qui sotto è molto umido, perché comunque è un sottoportico in pieno luglio, potete immaginare. Visione. Ma visto che avevi detto prima lui tornare,
pesci. Sembra quasi la scena comunque di quando lui tornava dalla pesca, dal lavoro. Vi siete ritrovati? Vivete ancora qui in un certo senso tu e Orio? Riesci a rispondermi a questa domanda, Melusina? Intimo, intimo. Chissà, forse anche un modo di dire di sì? O è una domanda intima? Vorrei trovare anche un altro metodo, se ci fosse, per comunicare con Melusina. Forse, povera, malinconia. Potrebbe esserci un altro modo. L'abbiamo usato tante volte. Schiacciare. Si alternano momenti felici e momenti veramente di tristezza. Dicevo, abbiamo già usato in altre occasioni il registratore. Penso che si potrebbe fare anche in questa occasione. Fare qualche domanda e vedere se lavorare. Sta parlando del suo amato, di Orio. È molto, molto fedele, legata a lui, da questa impressione, e quasi non dice nulla della sua vita, di quello che poteva essere prima. 87. Forse l'età di Orio, l'età a cui è arrivato. Proviamo con un registratore. Sicuro. Inerente all'età, forse. Che ha detto, forse l'età di Orio, 87. Sicuro. Ok, Melusina, proviamo a fare delle domande ad un registratore e vedere se lì riesci a raccontarci qualcosa e magari sentire anche la tua voce.